È una delibera che abbiamo approvato, si firmerà un accordo con Prefettura di Venezia per le prefetture e comuni, quindi ANCI con il sindaco Conte, per cercare di coordinare quello che è poi il grosso problema dell'arrivo di migranti nei territori. A preoccupare il governatore, che non ha risparmiato una frecciatina all'Europa, è il rischio di un'altra Cona, il cui hub, il più grande del Veneto, è stato chiuso definitivamente a dicembre 2018. Noi non vogliamo rivedere situazioni tipo Cona o altre situazioni che abbiamo avuto in passato. Ovvio è che i numeri sono numeri importanti, la preoccupazione è tanta e soprattutto io faccio appello all'Europa che se c'è batta un colpo, perché è un convitato di pietra che non dà segnali, e dall'altro al governo che si trovino tutte le modalità per fare accordi a livello internazionale con i paesi, fra l'altro, dai quali partono questi migranti, affinché si possano creare le condizioni lì perché possano restare direttamente nel loro territorio. Le proiezioni a livello nazionale sono inquietanti, continua Zaia, perché se l'anno scorso sono arrivati via mare 90.000 migranti, quest'anno potrebbero raddoppiare. Da qui l'importanza del protocollo che sarà siglato nei prossimi giorni a Cacorner. Stiamo perseguendo con la Regione un'attività di grande collaborazione istituzionale, perché l'immigrazione, come voi avete ben presente, è un fenomeno che va governato. Questo protocollo ci aiuterà a governare meglio l'immigrazione. Ma secondo il segretario veneto del PD Martella, la regione è in ritardo. Si sapeva da mesi che questa nuova ondata migratoria sarebbe arrivata, ha detto, ma solo ora, emergenza in corso, la regione si appresta a firmare il protocollo con i comuni. Serviva e serve, continua, una strettissima collaborazione e un forte supporto ai sindaci del territorio, che devono gestire in prima persona gli arrivi da Lampedusa. Invece, conclude, siamo di fronte a un cortocircuito che sta producendo le fibrillazioni di queste ore.